Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme il polpo con patate. Polpo con patate è la ricetta di mare molto classica, viene cucinata in tutte le parti d'Italia. Qui in Sardegna è uno dei piatti che prediligiamo, soprattutto lo facciamo come antipasto, ma oggi, siccome lo prepariamo insieme alle patate, può essere fatto anche come un piatto completo, perché insomma c'è sia il polpo che le patate. Croce e delizia per chi lo vuole preparare, perché bisogna stare attenti e avere qualche piccola accortezza nella preparazione. Però allora ora vi volevo ricordare che se è la prima volta che passate di qua, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella di notifica, così non vi perdete nessun video, e poi mi trovate anche sui social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Ma ora vediamo gli ingredienti. Gli ingredienti sono un polpo di circa 1 kg, 700 g di patate, prezzemolo, sale, aglio, aceto, olio extravergine d'oliva. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è mettere a bollire una pentola di acqua e poi aggiungere, io ho aggiunto uno spicchietto d'aglio e un cucchiaino di sale, non troppo sale, mi raccomando. Ok, ora vi faccio vedere il polpo. Dunque, io ho indossato i guanti perché dovrò andare a pulirlo, quindi per non sporcarmi troppo le mani. Ok, ecco il nostro polpo. In commercio se non sappiamo bene che cosa acquistare, dobbiamo fare attenzione perché troviamo diciamo il mollusco che ha una sola fila di tentacoli. Quello non è un mollusco che viene chiamato moscardino o polpessa, che è meno tenero, quindi bisogna fare un po' di attenzione. Quindi acquistiamo il polpo che ha 2 file di ventose. Ora dobbiamo andare a pulire il polpo, quindi dobbiamo aprire qua e dobbiamo andare a togliere tutto il contenuto, vedete, della testa. Io ve lo faccio vedere qua adesso, e poi girarlo e togliere la parte dura, vedete, questa, bisogna fare un po' di forza. Ok, estrarre quindi il dente del polpo. Ora ci viene più semplice andare al lavandino, sciacquarlo sotto l'acqua e togliere, come vi ho detto prima, il contenuto della testa, ossia questo, vedete? Allora, ho pulito il polpo, ora vi faccio vedere, quindi ho praticamente svuotato la sua testa, è abbastanza semplice da fare, infatti c'è ancora un po' di acqua, vedete, è completamente pulito. Invece gli occhi li andrò a togliere una volta che il polpo sarà cotto. Allora, parlavamo all'inizio della ricetta di trucchetti, perché il polpo è buonissimo, però se non è cotto bene e se non ci sono appunto alcuni accorgimenti che noi dobbiamo assolutamente rispettare, il polpo sarà duro, non sarà tenero. Quindi noi qui in Sardegna lo mettiamo in freezer, quindi una volta che acquistiamo il polpo io metto in freezer il polpo per almeno 24 ore. Io in questo caso l'ho tenuto in freezer 2 giorni. Questo perché il freddo del freezer praticamente andrà a rompere le fibre del polpo e quindi diventerà più tenero. In passato, quando non c'era il freezer, i nonni dei miei nonni battevano il polpo, come insomma in molte parti d'Italia si fa ancora. Però questa invece è una pratica, quella di metterla in freezer, è molto più comoda sicuramente di prendere il martello e battere il polpo. Ok, quindi
Questa è una cosa che bisogna fare, quindi sfatiamo il tappo di sughero che si mette dentro la pentola quando si deve andare a bollire il polpo. Assolutamente no, questa è una leggenda che in pratica i vecchi polpari, quando nei mercati andavano a bollire, a far sobbollire il polpo, siccome ce n'erano tanti dentro la pentola, attaccavano il tappo di sughero al polpo e poi così lo ripescavano molto più semplicemente. Ecco svelato l'arcano del tappo di sughero. Ok, detto questo, io ho la mia pentola di acqua che bolle insieme a un cucchiaino di sale e all'aglio, e quindi adesso non mi resta che andare a mettere il polpo a cuocere per circa un'ora. Mettiamo il polpo a bollire. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere un'oretta. Abbiamo messo il polpo a cuocere e ora dobbiamo mettere le patate. Mettiamo a bollire le patate in acqua fredda. Una volta che l'acqua avrà preso l'ebollizione, contiamo circa 40 minuti e poi comunque dobbiamo sempre fare la prova della forchetta per vedere se la patata è cotta. Allora, intanto che polpo e patate sono nel fuoco, io preparo un tritato di aglio e prezzemolo. Una volta tritato il prezzemolo e l'aglio, adesso andiamo a vedere se il nostro polpo è pronto. Allora, è trascorsa un'ora, quindi possiamo spegnere il fuoco e lasciamo ancora il polpo nell'acqua riposare per circa una decina di minuti. Allora, ho scolato il polpo dall'acqua, eccolo qui. Nel frattempo ho anche cotto le patate e spellate, quindi sia il polpo che le patate devono raffreddare completamente. Il polpo deve raffreddare lentamente. In questo modo io l'ho messo in questo scolapasta, così colerà tutta l'acqua, quindi sarà asciutto, e poi lo lascio praticamente raffreddare lentamente, come ho detto prima, con sopra un canovaccio in questo modo. Ok, ci vediamo dopo quando le patate e il polpo saranno completamente raffreddati. Allora, il polpo e le patate si sono raffreddati, ho tagliato a dadini le patate e adesso dobbiamo tagliare anche il polpo. Quindi lo prendiamo, ok, lo tagliamo a pezzettini più o meno come abbiamo tagliato le patate, non troppo piccoli. Guardate quanto è tenero il polpo. La cottura che abbiamo fatto, quindi la cura, sia il fatto di averlo messo in freezer, sia la cottura ci hanno fatto ottenere il risultato migliore, insomma. Ok, quindi ho tagliato tutto il polpo, adesso dovremo fare il nostro condimento. Quindi procediamo a fare un'emulsione di olio extravergine d'oliva, aceto e sale. Prendiamo una ciotola, quindi la quantità di olio è più o meno questa, a seconda ovviamente dei vostri gusti ne potete mettere di più o di meno. Poi passiamo a mettere l'aceto, ok, aggiungiamo adesso il sale. Ok, e poi amalgamiamo tutti gli ingredienti in questo modo. Io solitamente assaggio sempre, quindi assaggio per vedere il grado sia di sapidità che per bilanciare meglio gli ingredienti, cioè l'olio e l'aceto. Ecco, in questo caso io aggiungerei un altro po' di aceto.
Allora, questa è una ricetta che mi è stata tramandata dalla mia famiglia. Nella mia famiglia si fa sempre nei periodi di festa, quindi questa è una cosa che ho sempre visto fare a mio padre ed è una cosa che vi assicuro che così riuscite meglio a dosare tutti gli ingredienti. Ok, adesso dovremmo esserci. Sì? Ok, adesso procediamo a condire prima le patate in questo modo. Ok, delicatamente, se no le patate si rovinano. Ok, adesso andiamo a condire il polpo. Con il restante andiamo a condire il polpo. Lasciamo un attimino da parte, adesso possiamo mettere il prezzemolo, anche un po' nelle patate, così, e l'aglio. A questo punto continuiamo a versare l'emulsione. Fatto questo passaggio, questo procedimento, siamo pronti a unire il polpo alle patate. Ecco qui il polpo con patate pronto. Non mi resta che farvi vedere quanto è tenero. Quindi vedete, il polpo si presenta così. Io non vedo l'ora di fare la prova assaggio, l'acquolina in bocca. Ragazzi, buonissimo, tenerissimo, gli ingredienti sono bilanciatissimi, olio aceto, aglio, prezzemolo, buonissimo. Una vera bontà, è una ricetta garantita, vi consiglio davvero di farla perché è veramente buonissima. Il polpo con patate è una gioia per il palato, quindi se vi è piaciuta questa ricetta fate un bel like e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella di notifica così non vi perdete gli altri video. Venitemi anche a trovare sul mio sito che è www.lericette74.com e anche sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, non perdetevi le prossime ricette, cucinate il polpo con patate e rimanete a casa. Ciao!